Sono sempre qui al terzo piano del centro commerciale Torri d'Europa per presentarvi tutti gli aspiranti mister al titolo Mister Topolini 2010. Sono davvero tantissimi, io li mando via, continuano ad arrivare. Tu come ti chiami? Thomas, Il cognome e il numero. Gon, è numero 55. Come sei arrivato a Mister Topolini? Parlando con amici e pubblicità su Facebook. Ti sei incuriosito, dai. Sì. Cosa vorresti fare da grande? Modello, fotomodello. Quindi questo è proprio l'ambito giusto, non sei qua per divertirti ma proprio per una carriera. Esatto. Hai già fatto qualcosa? Ho fatto un corso di formazione nell'ambito della moda e dello spettacolo e ho posato per un servizio fotografico. Quindi qualcosa già sai, sei un po' più esperto degli altri. Circa, dai. Ok, quanti anni hai? Non te l'ho chiesto? 16. Segno zodiacale? Pesci. Studi? Che cosa fai? Ragioneria, secondo anno. I voti sono andati bene, l'estate tranquilla? Ok, prossima domanda, dai. Va bene, passiamo alla prossima domanda. Sei fidanzato? No. Vuoi trovare la tua fidanzata qui a Mister Topolini oppure vuoi essere libero per passare l'estate tranquilla? No, magari se qua a Mister Topolini c'è qualcuno. Bene, allora io ti... Un po' che... Ne hai già visto un po' che... Vabbè, qua mi sembra che lui vuole scappare per andare a cercare la Miss. Senti, vuoi fare un saluto a qualcuno? Un appello agli ascoltatori perché ti votino? Magari un tuo pregio, dai. Il mio pregio è... sono molto autironico. Ti piace prenderti in giro. È un tuo difetto? Sono un po' pignolo. Un po' pignolo. Va bene, allora senti, le telecamere sono tutte tue. Se vuoi salutare qualcuno, vai. Io voglio solo salutare una mia amica che ha una gara di pattinaggio, la Lelli, e spero che la vinca. Perfetto, in bocca al lupo da Mister Topolini. Grazie.